È stato condannato a 6 anni e 8 mesi e 4 giorni. È stato riconosciuto un vizio parziale di mente e adesso attendiamo la motivazione. Faremo sicuramente appello. 6 anni e 8 mesi di reclusione a cui si andranno ad aggiungere altri 24 mesi di misura di sicurezza. È la pena comminata questa mattina dal Tribunale dei minori di Venezia al sedicenne di Marocco di Mogliano che il pomeriggio dello scorso 22 marzo in via Marignana aggredì Marta Novello, studentessa di 26 anni, mentre faceva jogging, colpendola con oltre 20 coltellate. In aula al momento del pronunciamento della condanna, insieme all'avvocato difensore Scussat, c'erano lo zio e il nonno del sedicenne che il neuropsichiatra infantile ha suggerito di non far partecipare all'udienza. Solo una volta è stato ascoltato a processo e su richiesta del giudice aveva chiesto scusa. Il collegio presieduto da Patrizia Botteri ha di fatto accolto la richiesta del PM Giulia Dal Pos, partita da una pena complessiva di 14 anni. Il ragazzo ha beneficiato dello sconto di un terzo della pena per il rito abbreviato e di una serie di attenuanti, tra cui, come detto, il vizio parziale di mente. Il movente rimane la rapina. L'adolescente, che a marzo aveva 15 anni, voleva procurarsi dei soldi per comprare dello stupefacente, della marijuana da fumare insieme agli amici. Lo scopo è uno scopo patrimoniale. Il problema è quello che è successo poi. Lui è uscito per fare una rapina, poi ha fatto un qualcosa di completamente diverso, che può solo spiegarsi con una temporanea dissociazione. Difesa moderatamente soddisfatta. Il riconoscimento del vizio di mente, sostenuto tanto dal legale quanto dal suo consulente Elenio Rizzo, è stato determinante. E su questa strada, una volta lette le motivazioni della sentenza, si procederà. Noi chiederemo che venga assolto riconoscendo un vizio totale di mente al momento del fatto, come documentato dal nostro consulente. Nessun commento da parte della famiglia Novello. In aula c'era solo l'avvocato Alberto Barbaro. Marta e i suoi genitori, che non hanno mai cercato una rivalsa, una vendetta, si sono limitati a prendere atto della condanna. Per loro la priorità era e rimane ritrovare una normalità che è stata loro brutalmente strappata.